per me il ruolo più bello in assoluto è quello di fare il presidente della regione, della tua regione, della mia regione in questo caso. Torna sul sogno già raccontato la prima volta in un'intervista del 2006 Elena Donazzan, quello di diventare governatrice del Veneto. Con Fratelli d'Italia, ora primo partito in regione, l'obiettivo è tutt'altro che onirico, anche perché Luca Zaia è al terzo mandato, non più ricandidabile stando alle attuali norme, ma c'è un retroscena. Ma lei questo suo sogno l'ha mai raccontato a Giorgia Meloni? Sì, E cosa le ha risposto? non posso dire queste cose. A questa domanda non posso rispondere. A questa domanda non può rispondere, però insomma già così Giorgia Meloni è mi molto, accontento. Giorgia Meloni sa di tutto il mio legame con il Veneto, anzi alle volte mi diceva che ero troppo veneta, ma in senso benevolo e anche con un bel sorriso. Abbiamo parlato tanto di autonomia e del perché questa è una terra che la richiede, abbiamo parlato di lavoro e di produttività. Produzione e lavoro che per Donazzan restano temi centrali accanto a quello mai così attuale dell'energia, ed è qui che serve un cambiamento radicale. Primo, le trivellazioni in Adriatico. Abbiamo detto di no in Veneto, qualche anno fa c'ero anch'io in Consiglio regionale, ho sbagliato, oggi rivedrai la mia posizione. Ma Donazzan va oltre, aprendo di fatto nuovi fronti, termovalorizzazione su tutto, ma anche nucleare di nuova generazione. Se vedo che in altri posti questa cosa non ha fatto danni, voglio essere più cauta, non voglio essere quella che sperimenta. Mi metto dalla parte dell'ipercautela, ma l'ipercautela non può significare non faccio niente. Oggi c'è il nucleare in tutta Europa. E noi si sta ragionando in Europa si sta ragionando di nucleare di ultima generazione. Lo sto facendo da forza di governo, nella mia regione e a livello nazionale. Ma è un dibattito che dobbiamo aprire. Se no continuiamo a dire che vogliamo che le cose siano fatte da un'altra parte, noi continuiamo a lamentarci che non ce la facciamo e però non abbiamo fatto nulla. Ecco, io il fare nulla non credo che vada bene.